Martedì 23 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi si sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a Cortina, ovviamente notizia riferita alle Olimpiadi 2026, pista da bob Milano dubita. Vertice tra i soci della Fondazione Olimpica, atteso il verdetto sulla gara d'appalto per la costruzione dell'impianto Light. Tempi stretti a Cortina, pronto un piano B svizzero, verifica già a giugno, Lorenzi chiede penali. Lorenzi, sindaco del comune di Cortina. La commissione che sta valutando l'unica offerta arrivata per ricostruire la pista da bob di Cortina promette un verdetto a brevissimo e nessuno ne dubita. Sui tempi del cantiere e rispetto delle scadenze, all'incontro di ieri tra i soci della Fondazione Olimpica sono corsi interrogativi pesanti e dubbi che Milano ha riportato anche all'esterno. È certo che l'opzione Cortina avrà annesso il piano B svizzero. Se il cantiere partirà avrà una prima verifica già a giugno. L'approfondimento di Dalmas a pagina 27. Comitato e sindaci perplessi, ANAS allunga il tunnel Laste, doppio cantiere per il Comelico. Comitato e sindaci perplessi, i lavori al Paramassi aumenteranno i disagi già causati dal cantiere in Galleria Comelico. L'approfondimento sempre di Dalmassa, pagina 28. Fatto di cronaca nera, pista passionale per l'omicidio nei boschi sul Grappa. L'approfondimento di Filippi a pagina 10. Nelle cronache, i conti dell'energia, demanio idrico nel Bellunese, una partita da 40 milioni. L'approfondimento di Aliprandi lo troveremo da pagina 16 a pagina 17. Autovelox nel mirino, Pestanare Fleximan, i video dei locali del Passo Giao. A caccia di targa attraverso le telecamere del Passo Giao, i carabinieri della compagnia di Cortina sono passati sia al rifugio del Valico sulla strada provinciale 638 che al vicino ristorante da Aurelio per acquisire immagini utili alla identificazione del Veloman o Fleximan. Intanto il comune si riorganizza, a breve sarà di nuovo attivo. L'approfondimento di Sosso a pagina 14. E la foto di copertina ci porta a Ponte nelle Alpi, ristrutturazione aziendale per il colosso dei lavori stradali. I francesi comprano le quote di 24 eredi della Depra. E in questo scatto vediamo una ruspa della Bellunese Depra nei cantieri stradali aperti attorno a Longarone. Fusione nel Basso Feltrino, il comune di Sette Ville è al debutto e vediamo in questo scatto il commissario Bortotta al centro, alla sua destra Zanolla, già sindaco del comune di Quarovas, e Bogana, sindaca del comune di Alano di Piave. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il territorio bellunese, provincia impoverita, rischio tagli. Questa è la notizia che apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. L'allarme di Padrin, presidente dell'ente provincia, durante un incontro con il direttore UPI, Unione Province Italiane. In alcuni casi trasferimenti azzerati, ci sono servizi in pericolo. Nel 2011 arrivavano 15 milioni per la viabilità bellunese, ora Palazzo Piloni deve fare i conti con il prelievo forzoso. L'approfondimento di Toscani lo troveremo a pagina 3. Inflazione, in un anno persi 7.000 euro per ogni famiglia. Negli ultimi 2 anni l'inflazione si è abbattuta sui conti correnti dei bellunesi e in più in generale degli italiani, con la forza di una patrimoniale, tanto che Belluno si colloca al 27° posto della classifica, comprendente tutte le 107 province d'Italia. L'approfondimento lo troveremo a pagina 3. Aveva comprato l'auto, non poteva ricevere il reddito, processo a una donna di Cesio Maggiore che si difende, è stato un errore del CAF. L'approfondimento di Bonetti a pagina 7. Santa Giustina a campo sintetico, lavori al via, a giugno si gioca. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, il sopravvissuto del Vaionte, risarcimento rifiutato. Questa la dichiarazione di Vazza che parla agli studenti bellunesi. L'approfondimento di Cegni a pagina 5. Lamon, l'appello del sindaco, iscrivetevi e diventate vigili del fuoco volontari. L'approfondimento di Bertoglio a pagina 8. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Dal capoluogo, posti auto e alberi sacrificati per il Demas. Ruspe in azione da ieri dietro il Palasport Demas. È iniziata la costruzione della nuova palestra polifunzionale.
Sedico, sicurezza sul lavoro, 2 corsi di formazione e la foto di copertina ci porta a Cortina, campionesse sulla Olimpia, i giorni mondiali di Cortina. L'evento a Cortina d'Ampezzo si appresta ad accogliere la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, un appuntamento a cui ci si prepara da mesi. Oggi arrivano le ultime squadre, poi da domani il via agli allenamenti sulla pista Olimpia, chiusa agli appassionati. L'approfondimento di Dibona a pagina 2. E sempre in merito allo sport, René De Silvestro, quarta vittoria in Coppa del Mondo nel gigante di Veisonaz. Dolomiti Hub, zapping teatrale, premiata l'attrice feltrina Piera Di Palma, l'approfondimento di Scartona a pagina 15, e ancora 7 ville, notizia che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ieri è nato un nuovo comune, stesso commissario del 2024. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano ci porta a Cortina, pagina 2, sci, le sfide internazionali. La Coppa del Mondo accende i riflettori sulla settimana top. Ultime rifiniture in Ampezzo in vista della kermesse a cui si lavora da mesi. In giornata l'arrivo delle ultime squadre che prenderanno parte alla competizione. Giovedì l'assessora De Berti illustrerà le caratteristiche della Control Room dedicata all'infomobilità. Denso il programma delle gare, domani il via alle prime prove cronometrate e agli allenamenti delle atlete. Vediamo appunto in questo scatto la pista Olimpia, che è il teatro tra qualche giorno delle gare. Parliamo ovviamente della Coppa del Mondo femminile. Non solo sci alpino, tutto pronto per il 3 e 4 febbraio, Dobbiaco Cortina, ultima incognita, traguardo a Fiames o in pieno centro. Il comitato organizzatore sta prendendo accordi con il comune e con SEAM per stabilire l'arrivo. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno: economia ai raggi X, provincia al verde, servizi in pericolo. Incontro fra padrine, il direttore dell'UPI, presidente della provincia e il direttore dell'Unione Province Italiane. In alcuni casi trasferimenti statali azzerati, zone come quelle montane avrebbero bisogno di un rafforzamento. Ad un decennio dall'entrata in vigore, Palazzo Piloni boccia senza esame di recupero la riforma sulle province varata su proposta di Graziano Del Rio, allora sottosegretario con delega alla coesione territoriale e allo sport del governo a guida di Matteo Renzi. La bocciatura è stata ribadita dal presidente della provincia Roberto Padrin a margine di un incontro tenutosi a Roma nella sede dell'Unione Province d'Italia con il direttore Piero Antonelli. Il rischio ogni considerazione, dichiara Roberto Padrin, che con il direttore dell'UPI ha parlato proprio dei tagli registrati da tutte le province d'Italia negli ultimi anni, ha alla base un presupposto imprescindibile: la certezza di un perimetro economico all'interno del quale potersi muovere. Oggi questo perimetro è sempre meno definito anche per quanto riguarda le funzioni fondamentali. Solo per citare un caso noto per quanto riguarda Belluno, dal 2014 ad oggi abbiamo subito l'azzeramento dei trasferimenti statali in materia di viabilità. Fino al 2011 valevano 15 milioni di euro all'anno, da qualche anno poi vanno fatti i conti con il prelievo forzoso, che significa dover rinunciare a risorse importanti. Nel 2024 i trasferimenti statali in entrata sarebbero di 33,8 milioni, ma solo teoricamente, perché la provincia deve restituire allo Stato circa 31,7 milioni come contributo alla finanza pubblica. E anche le famiglie non se la passano bene in provincia di Belluno, conti erosi dall'inflazione, persi 7.000 euro a famiglia. Negli ultimi 2 anni l'inflazione si è abbattuta sui conti correnti dei bellunesi e in più in generale degli italiani. Si tratta di un peso sui bilanci familiari notevolmente inferiore a quello di Bolzano, 10.444 euro, che guida l'elenco, ma la cui differenza diventa più marcata rispetto al dato di Crotone, 3.032 euro, che invece chiude la lista delle province. Al netto dei nuclei che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell'acquisto di titoli di Stato, che dopo la perdita degli anni precedenti, da maggio del 2022, hanno ricominciato a riversare nei conti correnti dei risparmiatori degli interessi utili, con valori per i BOT ora superiori al 3%, la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d'acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 e nel 2023. Questi dati in provincia. A livello provinciale la perdita di potere d'acquisto più elevata verrebbe registrata a Bolzano con un importo medio per deposito bancario pari a 10.444 euro, a Milano 8.677, a Trento 8.048. L'approfondimento vi aspetta a pagina 3 del Gazzettino di Belluno.
Ma continuiamo con pagina 5, Vaionti, il superstite parla agli studenti, non accettai una lira. Giuseppe Vazza, macellaio che si salvò dal disastro, ha spiegato ai giovani di Agosti e Lollino che solo il 6% rifiutò il risarcimento. Ha 90 anni e spiega: non posso fermarmi, devo testimoniare contro il negazionismo. Solidarietà alla Mongolfiera di Giorgia, vola e aiuta 8 ragazzi, finanziati progetti di sollievo per giovani con disabilità e il 26 marzo sarà avviato il nuovo bando. Tutte le informazioni sul sito www.lamongolfieradigiorgia.it. Crisi di Suez, le importazioni valgono $500 milioni, il presidente Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, la rete del sistema camerale favorisce le economie provinciali. Siamo a Belluno, The Mas 2, fra 400 giorni la nuova palestra, primi colpi di ruspa ieri dietro il Palalp Sport, abbattuti i filari di alberi e avviati i lavori per la creazione dell'opera. La struttura sarà pronta per il 25 febbraio 2025 e ospiterà la società di ginnastica artistica, scherma e arti marziali. Sempre dal capoluogo Veneggia, via i lavori per rimuovere il cavo, poi il cantiere, ci vogliono 3 giorni di lavoro, dopo si può iniziare. E ancora dal capoluogo Nevegal, turismo e sport per il rilancio del nostro Nevegal, ci crediamo. Le associazioni si sono incontrate venerdì per il progetto. Siamo a Feltre, fatto di cronaca, aveva comprato l'auto, restituisca il reddito. L'indagine della tenenza di Feltre ha smascherato una romena di Cisio. La donna afferma di aver detto la verità, ma l'errore sarebbe stato fatto dal CAF. Feltre, delle sfide del Rotary, il pianeta giovani e le sue aspettative. Inizia questa sera il ciclo di incontri contro i disagi. In Berreria la testimonianza dell'associazione Combinazioni, poi l'appuntamento sulla salute mentale. Setteville, siamo nel Basso Feltrino, di nuovo qui dopo 10 anni, ma ora la strada è tracciata. Ieri, il primo giorno del commissario, ho ritrovato il personale che conobbi alla prima fusione. L'intervista, in questo caso, è al commissario Bortot, che 10 anni fa appunto aveva preso in gestione il comune che era nato dalla fusione tra Quero e Vas e adesso ha preso in gestione fino ovviamente alle elezioni amministrative in programma nella giornata del 9 giugno il nuovo comune nato dalla fusione di Quero, Vas e Alano. Parliamo del comune di Setteville. Sintetico pronto per il torneo giugno, con il mese prossimo inizieranno i lavori nel campo da calcio di Via Pugliere, il tempo di cantiere stimato sarà di 80 giorni. Nel progetto anche la realizzazione di 4 nuove torri faro e l'impianto attuale sarà spostato nell'area da tennis. Pedavena, piscina ancora più sicura, con l'opera di riqualificazione sismica si riparte e continuiamo con Sedico, voli in cantiere, un corso per evitarli. Il centro di formazione professionale organizza un incontro aperto a lavoratori e imprese per prevenire incidenti sul lavoro. Un secondo ciclo sarà dedicato alle conseguenze che lo stress può determinare sulla salute di chi è impegnato negli interventi. Borgo Valbelluna, Villa di Villa, a fuoco la canna fumaria di un palazzo. Val di Zoldo, Zoldo is fan, disabili in festa sulla neve e sul ghiaccio. E ancora da Borgo Valbelluna, riflessioni d'acqua, in pochi mesi oltre 3.000 visitatori. Siamo a Falcade, ecco calendario fai da te, Valpe pensa solo agli utili, il delegato Ascom Cesare Rizzi attacca l'azienda di raccolta. Ancora da Fonzaso, 700 capi uccisi dai lupi, l'emergenza continua. Affollato incontro a Caviola, allevatori preoccupati. Notizie anche da Agordo, assediati da auto e aziende, ora serve il treno di Vallata. Il comitato Ferrovia Dolomiti Bellunesi insiste sulla necessità del collegamento. Tutto nasce dalla protesta degli abitanti di Giove e Valcozzana alle prese con il traffico. Notizie da Auronzo, giornata della memoria, triplo evento in municipio, si parte giovedì. Tutte le informazioni le troverete sul sito del comune di Auronzo di Cadore. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 14, autovelox nel mirino, dai locali del Giau i video per stanare Fleximen. I carabinieri acquisiscono le immagini dal rifugio e dal ristorante e l'assessore al lavoro per riaccendere l'apparecchio. Anche nei nostri paesi si sfreccia a 100 all'ora, non vogliamo fare cassa, è questione di sicurezza. I sindaci sono al fianco dei cittadini che chiedono di limitare la velocità. Strapazzone, sindaco del comune di Arsier, sarò felice quando non eleveremo più sanzioni. Servizi per gli studenti, rincari allo Sperti, non ce la facciamo, famiglia in difficoltà, la difesa dei sindaci. I genitori costretti a cercare un'alternativa al convitto, i comuni sollecitano la provincia ad erogare i contributi. L'incontro We Love Nevegal, rilanciare il colle anche con lo sport. Il neonato sodalizio incontra esperti di sci ed escursionismo. Garaboni, squadra super Caldart, questa è la svolta per rilanciare l'area.
San Gaetano di Castione, i bambini dell'asilo a lezione di sci sul Colle. E continuiamo con i conti dell'energia, siamo a pagina 16, l'approfondimento del Corriere delle Alpi, dovuti alla provincia per tutti gli usi dell'acqua, valgono 15 milioni l'anno da investire in gran parte sul fronte idrogeologico. Extracanoni sono la monetizzazione dell'energia che i grandi impianti dovrebbero dare al territorio, 19 milioni alla provincia per sanità, sociale e protezione civile. Demanio idrico, ristori per 40 milioni all'anno, la metà delle quote bloccata da un ricorso. Chi sfrutta l'acqua è tenuto a versare risorse al territorio, la partita decisiva è sui grandi impianti dell'idroelettrico, le norme che finanziano gli enti bellunesi, i diversi tipi di canoni previsti e i campi in cui possono essere investiti. Nel 2008 la Regione ha approvato il raddoppio tra Forti e Resistenze. L'approfondimento è firma di Irene Aliprandi. Altri richiami da questo approfondimento: sovracanoni riservati all'idroelettrico sono 7,5 milioni all'anno per il consorzio BIM da destinare allo sviluppo socio-economico. Canoni rivieraschi, ristoro per i territori che ospitano gli impianti, quasi 3 milioni tra provincia e comuni. Troverete anche una mappa dove sono attivi i grandi impianti nel bellunese, praticamente per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'intero territorio della provincia di Belluno è interessato dalla presenza di questi grandi impianti per lo sfruttamento dell'acqua. Siamo a pagina 18, sempre più sicuri nei cantieri con i progetti di INAIL e Spiser, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Camera di Commercio stessa cosa, invece qui siamo a Belluno, EBAV con il nuovo anno, pioggia di contributi per i dipendenti artigiani. Lambioi, notizia dal capoluogo, parco fluviale, via il cantiere, accesso sicuro e più servizi. Da febbraio i lavori per la spiaggia, l'area campere e il sottopasso pedonale. L'assessore Roccon, realizzeremo anche un altro tratto di ciclabile in via Tiziano Vecelio. Palazzo Piloni, padrina, appello a lupi senza risorse certe, i servizi sono a rischio, notizia che ha aperto in questo caso l'edizione del Gazzettino di Belluno. Pagina 20, solidarietà, fondo welfare, al via la raccolta adesioni dei lavoratori bellunesi, pronti i moduli per la trattenuta di €1 dal salario, Bridda della UIL, un primo passo avanti a sostegno dei fragili. Notizia di spalle, gruppo autismo, il GAB bussa all'USL, le nostre attività a livello provinciale. Notizia da Pedavena, piscina di Pedavena sicura ed accogliente, dal 1 febbraio si riprende a nuotare, completato l'intervento da €500.000, lavori sull'antisismica e riorganizzati alcuni spazi comuni. Due notizie da Feltre, cibo e cartacce a terra nel locale biglietteria della stazione ferroviaria. E ancora i ladri tornano in azione, colpi in via Luciani e in zona Colle di Murla, notizia che interessa sia Feltre sia Pedavena. Viabilità Feltrina, via Liberazione, si cambia, più semplice arrivare in centro, senso di marcia verso via 31 ottobre e come richiesto dai residenti in cittadella. Sarà installato un semaforo pedonale per rendere sicuro il transito a Pordoria. Fatti di cronaca giudiziaria, doveva pagare bollette ma le svuota il conto un amico in tribunale. E ancora, marito è assolto per i presunti maltrattamenti, l'uomo era stato portato in tribunale e rischiava una vera stangata, il figlio è stato condannato per stalking alla fidanzata. Basso Feltrino Unito, il comune Setteville diventa realtà, ex sindaci a fianco del commissario, la sede è a Quero con l'anagrafe fruibile su appuntamento, stato civile e ufficiale elettorale ad Alano. È Graziella Bortotti incaricata di traghettare il neonato ente alle elezioni di giugno. Feltrino Primiero, De Bortoli, Palla Rossa e Vanoi partite comuni e stasera il Rotary a Pedavena, cultura fatta dai giovani con combinazioni. Santa Giustina, campo sintetico, l'impianto pronto per l'inizio di maggio. Rimaniamo in Valbelluna a Sedico, i morsi a un giovane di Sedico accendono il dibattito sul lupo. L'episodio del 2021 chiamato in causa durante il confronto pubblico a Caviola, De Bon, nessuna aggressione da parte del predatore, si ragioni solo su dati certi. Unione Montana Valbelluna, protezione civile, i comuni aggiornano i piani per la sicurezza. Siamo a Ponte nelle Alpi, la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi, la DEPRA parlerà francese. Finanziaria pronta all'ingresso. Verso le battute finali la trattativa avviata con la società d'Oltralpe, l'amministratore delegato in atto una ristrutturazione ma la famiglia rimarrà a gestire le attività. Poliambulatorio di Ponte nelle Alpi, ore di chiamate al centralino, sale la protesta dei pazienti. Longarone, l'ufficio postale chiuso un mese per i lavori del progetto Polis.
E continuiamo con Agordo, il comune analizza i numeri di Luxottica, 1666 posti macchina per 4.900 lavoratori, viabilità e soste a Valcozzena, Favretti cerca la quadra, snobbate le navette, i dipendenti vogliono arrivare in auto. L'area industriale è satura, chi vuole nuove fabbriche vada nei comuni vicini. Protezione civile, messaggi di Tallert, il test della pusteria potrebbe sconfinare e ancora Val di Zoldo, sport per l'inclusione, ritorna Zoldo is fun. Si parla anche della pista da bob in questa edizione del Corriere delle Alpi, ovviamente pista da bob a Cortina in visione delle Olimpiadi 2026, tempi stretti per il bob, Milano non si fida, opzione Cortina con il piano B svizzero. Attesa per il verdetto di Simicco sulla Pizzarotti, se partiranno i lavori, prime verifiche già a giugno, Lorenzi chiede penali. Turismo lento, espresso Cadore scontato, vendiamo nuove esperienze, cantamessa di TTI, soddisfatto dei risultati e la società ora pensa a Milano-Nizza. Siamo in Comelico, ANAS allunga il tunnel dei Paramassi, comitato perplesso per i disagi, gli automobilisti troveranno il lavoro nella galleria Comelico e poi il cantiere all'aste, Comis prepararsi a non perdere la pazienza, Ianese si faccia chiarezza. Pieve di Cadore, a teatro con gli alpini, in scena Isse de Gotha, l'appuntamento è per sabato 3 febbraio alle 20.45 al Palazzo Cosmo. L'appuntamento con gli sci di fondo invece siamo a Cortina, 20 cm di neve, lo spettacolo è servito alla Dobbiaco Cortina. Dalla rubrica Cultura e Società, Cosmos, la grande mostra Il veliero della conoscenza. Il 30 aprile 1857 la fregata Novara iniziò il suo viaggio, la straordinaria spedizione scientifica rivive a Miramare. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, zapping teatrale, vince Piera di Palma in tempi di estinzione scelto dal pubblico. È la 23enne Feltrina ad aggiudicarsi la seconda edizione della gara tra 6 gruppi e solisti in scena a Dolomiti Hub Siamo a Fonzaso. Sport, pallavolo Serie 3, Belluno trascinato dal pubblico, Ferrato è un'arma in più. Calcio a 5-2 Coppa Italia, canottiere oggi di nuovo il Maccan, Bortolini sereni ma motivati. Calcio di Serie D, Dolomiti Bellunesi, molti rimpianti, Tiozzo troppo nervosi, volevamo vincerla. Curling, Team Colli KO ai quarti al St. Gallery in Svizzera ma avanza nel ranking. Sci alpino giovanile, Alpe Cimbra d'Alleghe, il gigante premia Ploner, De Cassan, Joss e Fiorini. Tiro con l'arco, pioggia di medaglie ai campionati veneti, le squadre bellunesi festeggiano nella gara di Padova 11 podi di arcieri del Piave, 12 gli arcieri di Feltre. Sci alpino paralimpico, Coppa del Mondo, René De Silvestro trionfa in Svizzera nel gigante. Hockey, gara 1 questa sera alle 20 a Collalbo, finale scudetto, primo round per il Cortina Afro a Renon. Basket giovanile, Feltre sempre protagonista con 4 affermazioni su 5, Planet vittoria per Ilaria. E terminiamo con una notizia sempre sportiva per gli amanti del calcio. Ciao, rombo di tuono, è morto Gigi Riva, il più grande bomber azzurro della storia con 35 reti. Aveva 79 anni, era già entrato nella leggenda dell'Italia e del Cagliari. Addio a un campionissimo, da Varese diventò il simbolo di un'isola. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, su costa e zone limitrofe nebbie locali di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Precipitazioni sulle Dolomiti, probabilità bassa per qualche fiocco di neve verso sera, per il resto assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.